ringrazio l'onorevole Carta, che è così gentile e coinvolta in questa, sono felice di contribuire. Ho già dato il testo del mio intervento, che ruota intorno ai dati OCSE-PISA, che sono un po' diversi apparentemente dalle cose di cui mi occupo in questa parte della mia vita. Vi do un dato soltanto in questo momento. Domenica scorsa 3.500 persone a Cagliari sono entrate in 3 dipartimenti scientifici dell'università e in 4 istituti tecnici di Cagliari e poi una di Iglesias per vedere strumenti scientifici storici e strumenti meccanici, a ribaltare il fatto che nell'ultimo secolo in quest'isola non c'è stata né ricerca tecnica né ricerca scientifica, ad affermare invece che piuttosto che andare a vedere il Museo Artemi a Parigi posso andare ad Iglesias oppure posso andare al povero istituto nautico oppure allo Spano, che è stata una delle più importanti scuole meccaniche d'Italia nell'Ottocento e ha creato sostanzialmente imprenditorialità a Cagliari in tutti i nostri paesi che improvvisamente stiamo disconoscendo. Perché, come ha detto il dottor Scano, noi saremo anche l'isola delle opportunità mancate, ma noi siamo l'isola che agisce costantemente una forma di autodisconoscimento e disconoscimento dell'altro. Ho scritto già in un mio articoletto che nella crisi della patriarcalità di questo momento l'affermazione non è del femminile, della relazione della pratica politica, ma è l'aumento di una pratica di disconoscimento che il professor Ciarlo ha anche raccontato come una crisi della relazione dei rapporti politici e della crisi dei rapporti istituzionali in questa fase storica in Italia in modo particolare. Chiusa questa roba qui, dico anche che sostanzialmente io credo che le società mature siano quelle che credono nella continuità amministrativa. L'assessore Pacci, che fa parte di una giunta in cui 8 ordinari di università stanno governando in questo momento ed è importantissimo, abbiamo sempre desiderato che la competenza governasse, improvvisamente la competenza governa. A sintesi di questa esperienza importantissima si valuterà se effettivamente una competenza di questa natura è sufficiente oppure dimostra inadeguatezze. Questo è interessante anche come tipologia di esperimento. Ad esempio, un dato che io correggo, ho le formazioni professorali. La competenza e la conoscenza sono 2 cose distinte. La competenza di per sé non ha a che fare col titolo di studio, è la conoscenza che ha a che fare col titolo di studio. Il dottor Filiziani ci direbbe che sulla competenza ci sono le valutazioni internazionali OCSE-PISA, ormai molte generazioni di valutazioni, e sulla conoscenza ci sono i cosiddetti valutatori invalsi. È ben noto che nella scuola c'è un qualche rifiuto anche all'università di essere valutati intanto, no? Poi possiamo discutere su criteri che vengono adottati, ma a quel punto, già che c'è una regione del mondo che in 20 anni da zero è arrivata ad essere la prima al mondo, nella Finlandia, che ha adottato alcuni criteri sulla competenza, guardate bene, cioè la competenza riguarda la capacità di risolvere un problema, di leggere un testo e di interpretarlo, naturalmente, e quello di risolvere un problema. Quindi competenza matematica, risoluzione dei problemi. Dei quindicenni, guardate bene, dei quindicenni, 70% dei nostri quindicenni non sono in grado, 70% dei finlandesi sì. Come ci sono arrivati in 20-30 anni? C'è stata una stagione in cui abbiamo applicato quei parametri. E come sa l'assessore Pacci, in realtà da zero eravamo gli ultimi, siamo arrivati ad essere quartultimi. Mi chiedo, com'è che con la tipologia di esperienza, scusate perché ho preso una pastiglia stamattina per una intolleranza che mi dà fastidio alla gola, quindi mi interrompo per quello ogni tanto. Dice, com'è che in base al titolo quinto l'abbiamo agito anche con qualche piccola discussione con l'allora ministra, noi siamo riusciti a dare risorse direttamente alle autonomie scolastiche e alle università a che su una base, un format, chiamiamolo così,
condiviso, ciascuno declinasse in virtù dei suoi bisogni. In 2 anni, in 1 anno e mezzo, 2 anni, improvvisamente, anche nell'ultimo Raffaele, paese della Sardegna, è mutato il livello di competenza dichiarato. Certificati 3 volte, no? Certificati anche dalla Corte dei Conti, perché dice: ma com'è che questi danno 50 milioni alle scuole così, che sai gli insegnanti come sprecano? Come? Gli dai tuo figlio e non ti fidi di dargli 150.000 euro. Pensate alla valutazione che abbiamo in realtà delle nostre istituzioni. La 14ª legislatura ha interrotto questo processo positivo, la 15ª non l'ha ripreso. Io non credo nei progettifici spot, che ognuno si inventa una cosa, mi dai un parametro, ti faccio una verifica, vediamo che cosa accade. Su parametri internazionali con declinazioni. Quindi c'è la possibilità di superare queste linee, come c'è la possibilità sul diritto allo studio di dire l'assegno di merito, il fitto casa, i libri, le biblioteche scolastiche. Cioè le biblioteche scolastiche sono luoghi, l'apertura delle scuole la sera, è chiaro che devi pagare bidelli e cose di questo genere, e lo puoi fare sui fondi ordinari, grazie appunto. Detto questo, questa cosa qui, che è semplicissima, ma deve partire dal fatto che noi dobbiamo riconoscere che anche un tuo avversario politico o uno che non ti piace può avere una buona idea che tu devi studiare, che riconoscere il prossimo, come diceva Kant, è il tuo primo principio di autoriconoscimento, perché se non riconosci l'altro non riconosci te stesso, e noi abbiamo questo problema culturale e prima lo ammettiamo, prima ne usciamo. Ciò detto, chiudo con una scenetta di farmacia per l'appunto. Ieri mi diceva la farmacista: guardi professoressa, nel bugiardino c'è scritto. Io ho detto: ma io questa cosa non la capisco, perché lei deve sapere che su 3 laureati uno solo è in grado di decodificare questa roba qua. E così io, non avete certamente chi mi conosce nel corso di insegnamento farmacia, visto che oggi c'era anche questo problema, ho iniziato a snocciolare i dati ossetivi. Si è creato un piccolo, e tu dici: ma infatti io non capisco, e la gente si avvelena. Secondo voi, già che noi non abbiamo questa competenza diffusa di decodifica, e già che quasi nulla è stato fatto come formazione sugli erogatori di competenza, a vostro giudizio sul referendum, visto che questa roba si chiama istruzione, sviluppo, crisi della rappresentanza, com'è che è garantita la rappresentanza se io non so leggere bene, no? Una cosa che mi salva la vita? Allora, noi abbiamo un problema in questo momento, il furibondo, i mineralismi che vengono affermati, un 2x3, che se non succede il 40% non andrà a votare, perché non sa esattamente di che cosa si stia parlando, perché effettivamente ci sono priorità. Infine, in questa vita che sto facendo in questo momento col FAI, in fondo si tratta di un'azione di pedagogia sociale. Io credo molto che le competenze di base riescano ad essere spostate con una collettiva azione di pedagogia sociale. Caro Raffaele, ricordo che eravamo una regione che spendeva di più in spettacolo dal vivo, teatri, noi siamo una regione che ha più festival letterari, più iniziative musicali, sagre, eccetera, eccetera. Stiamo diminuendo come capacità di acquisto di libri, leggiamo meno, quindi mi chiedo, questo caravanserraglio con tutte le bellezze che può produrre, qui pro est, sono cose autoreferenziali, benissimo, lo dichiariamo, altrimenti obblighi tutti quelli a cui dai soldi per spettacoli d'arte varia, che devono avere un riscontro da un punto di vista dell'azione sociale e della crescita, perché deve essere parte, quel progetto e quella visione, di una cosa che si chiama società educante, di cui qui la maggior parte fa parte e alcuni di voi siete peraltro decisori. Vi dico solo una cosa: per la prima volta 2 luoghi della Sardegna, nei 10 anni nei luoghi del cuore,
fa parte dei primi 20 votati in Italia. Sono 7 comitati che sono così qui. Pietro ha fatto parte del CAI e sa benissimo che questo è un risultato sconvolgente. I sardi hanno segnalato 973 luoghi del cuore. 2 sono tra i primi in Italia, votati dai sardi. Abbiamo 30.000 voti, non era mai successo. Vi chiedo, la conosciamo così bene questa nostra realtà oppure dobbiamo fare uno sforzo tutti quanti? Grazie. Grazie.